Saluto a tutti e bene benius, questo è su secondo ottobre tra sardo e profano. Jonathan della Marianna, o proprio parteus internazionali. Oesius internazionalis. Tibiu, camminando, esas costeras anantes oceano. Questa costeras All'Accana con su Portogallo. i cui funti bellas, Panoso è tutto un altro mare, però è bello questo pure. È sunto sonso chi dente meda e te vaide con suo suono de canna, con un su son. Chi poi siete in meda logos dell'Europa e in meda logos dell'Italia. Non proprio come Saloneddas, ma Però commenti che siano fardese. Fradillis, Sorrestas, dai. Sara, sapete una cosa? Abbiamo su video del suo ospiti, del suo primo ospiti de Oe, e poi provato si contare questa IA spantosa fatta di musica e cultura. E ho visto questo video spantoso, chissà, da fatta intendere, sonso, che poi su tornano, ognuno di noi in qualche maniera ha tanta esperienza di questa sonorità in sa vita. E zai, bio in collegamento, sono ospiti de Oe. Sì. Tanto, chi è assunto so? Su chi as intendiu esti s'amico nostro, Miguel, i subividi in Madrid, ma esti originario di un'altra regione, che non è un'isola della Spagna, però è commenti chi sia, con questa Sardegna, teneti commentasi in È gallego. È gallego, arriva dalla Galizia. E teneo su traduttori, un altro amico nostro che si aiuta da voi a fare questa bella chiacchierata, William Cara De Birri. De Birri. De Birri. Chi non è commenta sa Galizia, però è un bello luogo. Un'isola culturale. Certo. Bene. Hola Miguel. Miguel. Hola. Allora. Ciao Will. Ciao. La prima domanda che ti volevo fare è scusa, questa è Narauso che si spende sul festival a maniera digitale, quindi Narauso che commenti chi sia sa gente ascoltando duananti, ascoltando sa musica sua e so sconto suo. Itta che narrate oe fate cultura popolare in Spagna e fate cultura popolare gallega in Spagna. Que la pregunta es, ¿qué quiere decir ahora mismo hacer cultura popular gallega y proponerla Ahora mismo. a la gente? Pues bueno, mira, ahora mismo la cultura gallega se está extendiendo bastante con todo el tema del coronavirus y demás, todo vía online, Facebook, YouTube, todo conciertos, pues eso, para toda la gente que está en sus casas y demás, y que puedan aprovechar esa cultura desde el móvil, desde el ordenador, y no perder ese sabor, ¿no? Esas ganas por escuchar ese tipo de música, ¿no? Miguel è uno che Dimmi. in questo periodo ha fatto, non riuscito, canto furioso serrato un domo, 40 disi, 50 disi. Miguel si è inventato un video a Saddia, ogni dia ospitata
un amico su, un altro Un'altra suonatore volta. che furia sta trovata a Spagna o in Madrid o amico su de sa Galizia. Naroso che sti stetti ha proprio un bello traballo che ha fatto de uomo. Miguel, in questi ultimi anni, grazie a Mesa, che è un coordinamento fatto in Galizia, possa cultura gallega, si scrittura, sa lingua gallega, è stato fatto un percorso molto importante per la crescita culturale di questa parte di Spagna. Si sta legando a una popolazione che ha un'identità meta forte. Ecco, Carzo Ischidi de Miguel, canto di questa relazione di Ada interessa musica popolare in questo percorso, cioè la musica popolare va parte di questo percorso di essenza identitaria del suo popolo gallego. Miguel, que ahora con esto de Amesa, que un poco incluye todo lo que es la cultura popular de Galicia, con música y idioma y todo lo que comporta esta importante parte de España, y cómo se confronta con el resto de la España, la cultura gallega, y qué importancia tiene adentro de este proyecto, de esta mesa, el idioma y además La música. la música gallega. Pues bueno, yo sobre todo referente a la música, sí que es verdad que, bueno, para mí, eso es una cosa que pienso yo, eh, pues tenemos estilos como la muñeira, ¿vale? Es un baile tradicional de Galicia. Luego también tenemos jotas. Tenemos, cuando los gallegos emigraron fuera de España, se trajeron también otros tipos de ritmos, como es la rumba, como es la habanera, o sea, diferentes estilos que también en la España, pues, Andalucía, País Vasco, Cataluña, también se utiliza ese tipo de ritmos. Entonces, al final, es un conjunto, ¿no? Que, pues que con un poco de cada país, perdón, en este caso de cada comunidad, pues nos aporta bastante, pues, bastante cultura sobre la música. Michele, noi Ok, ci siamo conosciuti in Madrid quando mi hanno invitato per suonare in Nia, fu tra, ahí ci sono informazioni, proprio un evento per la lingua sarda e lingua minoritaria dell'area mediterranea. E in Madrid hanno fatto questo convegno, da cui sul centro gallego di Madrid ha conosciuto Miguel e tutta sa scuola, poi che Miguel seguiti sa scuola e impara a suonare sa gaita, che è sa zampogna tipica della Galizia, e altri suoni tradizionali, tamburi, tenenti medas tradizioni che potevo associare benissimo Sì. a Crovaia a Sanosta, sa gaita tu da bisi e nasa pare di una launedda o viceversa. Su tamburo si impara dai cettotto, su ballo impara antai su puro a dove vai o in coppia o esiste un ballo in tundu. Meda appunto le affinità. A Michele lo preguntai gusto. Sicuramente Deo quando ha pubblicato isso, dopo preguntato subito da poi suonare sa gaita. Però è un modo di suonare diverso, perché noi siamo imparati su zulli sa respirazione circolare, isso se no, tenete sa zacchitta, narauso, quindi imparano proprio una procedura differente. Spiega sia come ti funziona sa gaita, che è proprio sa tecnica della respirazione, come ti è fatto su tutta sa struttura dei scannas. Ha explicado un poco cómo os habéis conocido en Madrid con esto encuentro de culturas minoritarias, de idioma de Cerdeña y también idioma
gallego y que hablando de la gaita es como un poco como la nuestra launedda, como sonido, pero la técnica totalmente distinta. Y entonces, claro, la launedda con sonido circular, la gaita también, pero con una técnica totalmente distinta. Y entonces nos gustaría saber un poco más de este instrumento musical, de la gaita, y cómo está estructurada y también un poco de técnica, cómo tocarla. Pues mira, un segundo que la tengo aquí. ¿La veis? ¿Se ve? ¿Bien? Vale, ok. Bueno, la gaita bueno, está formada, ¿vale? En este caso, esta gaita mía tiene 3 bordones, ¿vale? Es muy similar a la launeta, que también tiene un bordón, que es un sonido constante, un sonido pedal, que está sonando todo el rato, ¿vale? Por un lado tenemos el ronco, que es esta pieza, este tubo largo, que nos está emitiendo, en este caso, en esta gaita que está en do, un do constante, ¿vale? Tenemos la ronqueta, que también nos está dando otro do constante, ¿vale? Y esta pequeñita se llama chillón, ¿vale? Esta está afinada en sol, pero repito, esta gaita que tengo aquí ahora mismo está afinada en do mayor y por eso los bordones están en esos tonos, ¿vale? Luego tengo el punteiro, que es la launeta donde hacemos las notas. Y por aquí se llama soplete, que es por donde soplamos para poder hinchar la bolsa, que en este caso, Jonathan, la bolsa son tus mofletes. Sa zacca de sa gaita praticamente Guarda che è ti come stai sa intendendo. istrempas adesso suonatore launeddes. Michele, è una domanda, te preguntai un'altra cosa, poi passa a usare una zonata, una toccata tipica de sa gaita, gallega. Commenti funti vattas, i sancias, de dei scannas e de sa canna chi impera sa poi fare sa melodia. Miguel, está preguntando de las anchas de la gaita, cómo están estructuradas. Mira, ¿veis? El punteiro utiliza una payeta de caña, ¿vale? Que esto, al vibrar con el aire, emite el sonido. ¿Vale? Aquí tenemos el bordón, ¿vale? Del ronco, este es el ronco. Y, como veis, este payón, que es de plástico, ¿vale? Es con la lengüeta, como tu launeta. Y E questo praticamente è naraus su rogu che brusa si imbillata a su dumbo, a su basso dei launeddas. In questo caso sancia su capizzino de su ronco de Miguel è sintetico, è fatto da plastica, è proprio una cosa ormai moderna, avarra da proprio stabili, podera da un'accordatura
meglio del suo fatto da canna. Del Sacanna. Però è fatto sullo stesso modo. Invece sta trancia che si è fatto bere prima, del suo puntero, sta canna che va di sa melodia, è un'ancia doppia, che nella un'edda non esiste, da poter usare in billaia un'ancia di un oboe, per esempio, di uno strumento classico. Michele e Tanasa, se vai intendi una bella sonata, ¿Ya? vale Perfetto, Michele? vai. Bueno, esta canción que voy a tocar fue uno de los temas que cuando estuvimos en las fiestas de Escalaplano, de que nos invitó Jonathan allí a participar, fue una que fusionamos junto con la Launedda, con él y su grupo allí. Y en honor a recordar todo aquello, pues la voy a tocar ahora.
Bene, Torrauso, questa è stessa seconda parte di questa dia dedicata a essa cultura ispanica, Torrauso, dessa cultura iberica. Ospiti di questa seconda parte, Marc Aurelio, che è, come ti ho visto in su video fatto in Seddori, chi è sul regista del suo video? Cristiano Castaldi. Cristiano Castaldi, e ho visto, insomma, Ita Vaide e commenti du Vaide. Marco, intanto, se vuoi raccontare, come te che sei arrivato in Sardegna? Questa è una storia molto lunga, però sono già 10 anni che io vivo in Sardegna, ho proprio scelto questo posto. Come dico sempre, quando uno vive in un'isola sembra che debba andare, c'è un tempo per andare a conquistare il mondo, poi c'è il tempo dove invece è il mondo che viene nell'isola. Mi piace questa cosa. Ma quindi amore, cultura... Tutto. E come può vivere? Io vivo nel Parco dei Sette Fratelli, che è in un posto bellissimo, sul monte, quindi è in un posto straordinario che dà molta ispirazione per chi deve creare, riflettere, ascoltare, insomma, sono molto contento della mia scelta. No, questa cosa mi fa di spanto, no? No, è una cosa bella. La gente prende a vivere in città, tutto abbandonata. C'è un tempo per quello. C'è un tempo per quello. Intanto sei un artista, qual è questa formazione tua? Come te che sei arrivato in Noghe come artista, cioè ti hai fatto prima, i vuoi a Zirao, qual è questa formazione tua? La formazione viene da incontri con maestri, ognuno di noi cerca i maestri tutta la vita, quando poi si incontrano certi maestri che sono anche di vita, maestri d'arte e di vita. Per tanto tempo i miei maestri, per me c'era la vita e poi c'era l'arte, no? Invece questi maestri mi hanno insegnato che una buona vita dà un buon arte, nel senso che sono dei vasi comunicanti. E io mi sono formato a Madrid, al centro Amor de Dios, che è un centro mondiale dove la gente viene dal mondo intero per studiare proprio il flamenco. Per studiare il flamenco? Sì. Ma su flamenco non è sto ballo tipico di Madrid? No. Storicamente, dove arriva questo Allora, ballo? flamenco è una parola che ha in sé tutto il mistero delle sue origini, però che allo stesso momento suscita nell'immaginario collettivo un'esperienza, qualcosa che è legata alla trilogia che è il flamenco, il cante, la musica e il baile. Canto, musica e danza. Quindi è una trilogia. C'è da dire subito che il flamenco è di cultura gitana, è dei gitani. Quindi ovviamente lì facciamo riferimento a un popolo nomade che è partito dall'India tanto tempo fa. E il popolo della strada che poi si è fermato, alcuni nei paesi dell'est, alcuni hanno proseguito il viaggio, alcuni sono passati anche dal Medio Oriente e ovviamente a seconda del luogo dove si sono fermati e hanno vissuto queste persone, la loro storia si è impregnata poi dalle varie vicissitudini che loro avevano. Parliamo anche di un popolo che è stato molto perseguitato e questo... Finza Zappagosano. Siamo sempre là. E, per appropriazione, diciamo, los gitanos della Spagna, che sono quelli dell'Andalusia, questa è la loro cultura. Quindi poi per appropriazione anche si è contaminato con la Spagna, con gli artisti della Spagna. Però il flamenco è dell'Andalusia. L'Andalusia si dice è la cuna del flamenco, perché ogni provincia in Spagna ha il suo ballo e le sue tradizioni. E ovviamente in Galicia si balla e si cantano altre cose e in Andalusia è il flamenco. Le culture del Mediterraneo si mischiano un po' tutte, no? In questa via a Topiande sono me da ospite di questo festival e ho visto questo, no? Che a Savini allegando della musica, allegando della cultura, ti pare sempre che siete come un villo che anda da un luogo a satiro.
Itta s'azzappau de sa cultura tua in Sardegna e itta pensa se de hai bettiu tui a sa Sardegna de sa cultura tua. È una sensazione molto forte e molto strana allo stesso momento. Quando sono arrivato in Sardegna, che ho cominciato poi ad ascoltare anche la musica sarda, qui è una terra piena di tradizioni. Era una scoperta e allo stesso momento era anche una reminiscenza, era come riscoprire qualcosa di atavico che suona dentro di me. Quindi c'è questo fascino della scoperta e di ritrovare qualcosa che che fa suonare delle corde dentro di te molto profonde a livello emotivo, a livello, ma proprio perché stiamo parlando di arte di fusione, di gente che si incontra, di musiche che si mischiano ed è tutto il bacino mediterraneo precisamente. Il no che tu canta opportunità de tense, de vaide sarte tua, cioè sa Sardegna, luogo può separare de bividi, itta opportunità si è dizzata. Sì, perché il flamenco c'è nel mondo intero. Allora è questo, noi stiamo parlando della cultura gitana, però dopo per danzare o per comunque vivere un'arte, uno non è che c'è bisogno di un passaporto. Quindi il flamenco c'è in Svezia, c'è in Africa del Sud, c'è in Giappone, c'è ovunque nel mondo e quando uno viaggia o ha viaggiato come me, incontra sempre ovunque nel mondo persone interessate al flamenco. Qual è questa situazione del flamenco in Spagna? Cioè, come succede in Medallogos o come succede in Sardegna pure? Questa cultura popolare è in difficoltà a porta, sa? Cioè, non tede più su pubblico del tempo, su flamenco in questa situazione este, cioè, este un prodotto turistico e canto invece si parla di autentico, in sa gente. Fa parte della storia del flamenco. All'epoca dei caffè cantantes, sto parlando dell'Ottocento, c'erano dei grandi cantanti, c'erano dei grandi musicisti, c'erano dei grandi danzatori e allora si andava a vedere, a sentire questi artisti. Poi c'è stato un periodo dove ovviamente con il turismo, un po' la globalizzazione, c'è stato un po' una degenerenza un po' di quest'arte, però ci sono state delle figure come Antonio Gades, ad esempio, che ha segnato la storia della danza spagnola perché lui ha tolto tutti i fronzii, tutte le cose più turistiche, più manieristiche per creare un linguaggio e quindi si può dire che il flamenco è anche un linguaggio teatrale, lui ne ha fatto un linguaggio teatrale, però oltre, diciamo, alla sua forma tradizionale è un linguaggio aperto a tutti. Qual è l'augurio che ti fai su tempo subvenitore per il futuro? Io ho molta fiducia perché il flamenco non è una moda, è una cosa che vive, ha attraversato il tempo e ci sono sempre artisti, nascendo come un'arte di fusione tra cante, musica e danza, è in continua evoluzione. Dico sempre che il flamenco quando cerchi di definirlo e metterlo dentro una scatola già ti scappa, è già qualcosa di più grande. Adesso per chi danza il flamenco è un modo di esprimersi, ovviamente, indubbiamente, però anche un modo di riconnettersi con un proprio sentire. Quindi lì sta la danza. Quando uno studia, i maestri danno dei mezzi, no? Da conquistare, per poter esprimersi. Però poi alla fine la danza sta dentro di noi. Quindi noi la dobbiamo lasciar fluire, tirarla fuori. Ed è l'importanza di avere dei buoni maestri.
se si l'ompius s'ultima parte de gustu attobiu de ottobiu internazionale. Se su partius de sa Galizia, poi se su andaus a intendere sossoso de Sand'Alusia, o se su proprio in sa penisola iberica. Sì, non era su Spagna, poi sa penisola iberica è un luogo complicato, una cultura poi adesso un continente, certo. Poi adesso un continente, sa penisola iberica. E ospiti che in collegamento con noi direttamente da Burgos. Tra Burgos, non sa nostra. Non sa nostra Burgos. Burgos de Spagna. Alfonso Diaz, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, come stai? Ciao. Poi te uso convidato Alfonso, Jonathan. Poi taga Alfonso a patti un caro amico nostro, ma Alfonso potete essere su babbo del su festival. Ha piegato parte della prima edizione, e ha suonato con Bruno e con Elisa in questa prima edizione, poi li ho ospitato in tutti gli altri e quindi non poteva mancare manco in questa particolare. Alfonso, abbiamo visto un video molto particolare dove c'era una processione con una particolare danza. Hai capito? No? Jonathan ha detto che sei un po' il babbo del festival perché ci sei dalla prima edizione, insomma siamo contenti. Chiaramente puoi ben capire, in questa puntata in particolare abbiamo parlato di tradizioni e culture popolari della penisola iberica. Ora abbiamo visto questo video molto particolare, ci vuoi raccontare che cos'è questa processione? Ecco, e prima di tutto scusa il mio italiano perché è molto malo. Sempre mi dice che parlo come l'indiane, però spero parlare un po' bene. Parli molto meglio di alcuni italiani. Boh. La Castiglia de queste cose della protezione è una cosa un po' particolare. Bueno, in tutta la Spagna, però questa danza della contradanza è un po' particolare. È un rito del popolo al simulacro, sempre. E sempre si parla indietro, no? Si dice, di spalla.
primo di tutto sempre era l'uomo. Allora nella protezione tutte le persone danzano, il ballo è per tutti. E alcuni paesi conserva solo la tradizione dell'uomo. Oltre, non ricordo il video che hai inviato, però qualcuno allora la partecipazione di donna e di uomo, e incluso bambini. Nell'epoca antica sempre l'uomo giovane. E poi e questo era di l'uomo delle paese, però qualcuno paese particolare fa danzante. Danzante è un gruppo di 8, lo normale è 8, e la città di Burgos sono 12, con un costume un po' particolare che e la protezione danza con due palo, come si dice, due legno, due bastoni di legno e spada e tamburello, e dipende, tante evoluzioni di queste cose. È un po' particolare, questo si chiama sempre il rito di la danza, è diverso dalla diversione. La diversione è il ballo pubblico della piazza, e questo è il rito. E lo curioso è che sempre era di uomo, e dipende del gruppo di danza, o bambini o giovani, o incluso poi anziane nella Sierra di Burgos. Eh, è una cosa un po' diversa. E questo della contradanza e della Castiglia. E l'altra cosa di gruppi di danzantes è tutta la Spagna. Senti, ma come mai ballano all'indietro? C'è un motivo particolare di reverenza, di non dare le spalle? Qual è il motivo? Sì, è questo che ha detto tu, perché il simulacro sempre avanza, e tutte le persone non è possibile sempre in fronte al simulacro. Eh, è un modo di reverenza, è una cosa molto antica della Spagna. Eh, ehm, e questa cosa è proibita in epoca antica, però allora está conservato in tante paesi, perché questa proibizione in molti paesi non l'hanno fatto, come si dice, che la proibizione non, non era, Sì, sì, non è mai non stato. l'hanno fatto caso. Sì, sì, sì. Ma l'idea è un po' quello che ci siano dentro momenti che ci ricordano anche la cultura ecclesiastica ortodossa, che non danno mai le spalle all'ostia, o comunque non danno mai le spalle al simulacro del Cristo. Allo stesso modo, però, è molto curioso vedere questa processione, anche perché credo che proprio nella cultura religiosa ci sia un grande collegamento tra la Spagna, la Castiglia e la Catalogna, con la Sardegna, perché la nostra cultura religiosa è intessuta veramente di ispanismi di ogni tipo, sia quella profana, sia quella religiosa è chiaramente molto, molto vicina. Certo. E invece ti volevo chiedere, tu ti occupi di cultura popolare, la cultura popolare in Spagna è molto variegata, nel senso che, come abbiamo detto, la Spagna è quasi un continente dal punto di vista culturale, basti pensare ai regionalismi che sono, tra virgolette, quasi dei nazionalismi che sono presenti in Spagna. Allora, qual è lo stato di salute della cultura popolare in Spagna, e com'è che si compone
un quadro di culture diverse, un mosaico così complesso all'interno della Spagna? Penso che la cultura popolare è viva perché piace alle persone e in questo modo siamo pari alla Sardegna. Qualcuna regione è molto molto innamorata della sua tradizione, l'Andalusia è molto normale, per esempio allora l'uso del flamenco. Il problema vedo che è l'uso politico di tutte queste cose. L'epoca antica, nel secolo XIX, già il comienzo di tutte queste cose del nazionalismo, la Catalogna, nel País Vasco, eccetera. Però prima di queste cose non era così. Allora il grande problema di tutte queste cose è l'utilizzazione politica per essere diverso, un popolo di altro e non è così. È così. La cultura popolare non capisci di la politica, non capisci di queste cose della separazione. È altra cosa diversa. Senti, a proposito di questo, ehm, mi piacerebbe, insomma, capire da te, è vero, no? Le culture popolari non sono fatte per mettere muri, ma per creare comunità, confronto, scambio, ed è per questo che esiste anche questo festival, credo, giusto? È così. Ehm, Abbiamo parlato anche con gli altri ospiti della situazione della cultura popolare, ma ti vorrei chiedere una cosa, un po' come è successo nel ventennio fascista in Italia, dove le culture popolari sono state rese subalterne, classificate e catalogate. È successo anche in Spagna col franchismo che le culture popolari sono Uguale, state uguale, catalogate. uguale, è la misma cosa, e questa è la misma cosa. E dopo la guerra civile della Spagna, come ha fatto in Alemania, in Germania, in Italia, con il fascismo, la Spagna è così. Così. Allora è un po' complicato perché la Spagna questo regime fascista ha fatto nel 1972 e allora tanti problemi con tutte queste cose perché la situazione è uguale che in Italia. Sì. E questo era un grande problema perché allora per lo studio della cultura popolare si arrastra tutte queste pensiero di l'epoca penso. E tante cose sono perdute per questo. E fortunatamente il popolo ha mantenuto la sua tradizione e tutte queste cose del folklore antico. Però allora è importante la recuperazione di tutte perché sono solo nella testa delle persone vecchie. E allora un grande problema con questa cosa del Covid è tante persone vecchie è morto. No? E quando una persona vecchia è morta, con lei è perdute tante cose di pensiero, tante cose della tradizione. Diciamo che il buio che c'è stato in Spagna, che c'è stato in Italia, ma in tante parti del mondo, crea proprio questo gap grazie a ricercatori, a studiosi come Alfonso, come tanti ospiti che abbiamo avuto, che tornano un po' indietro nel tempo, cercano di salvare quello che un periodo nero ha cercato di farci dimenticare. Quindi Alfonso poi è un ricercatore un po' a 360 gradi delle tradizioni, dal punto di vista musicale, come abbiamo potuto vedere, ricerca tanti documenti anche per quanto riguarda Sull'abbigliamento, la no? letteratura e sull'abbigliamento è proprio uno dei suoi campi, settori principali. È un bravissimo sarto, ha un lavoro, una collezione straordinaria. Cosa ci puoi raccontare di questo, Alfonso? Di cosa ti stai occupando proprio in questo periodo? Allora sono alla mia casa, sempre lavoro nella mia bottega, nel mio lavoro di sartoria, perché
perché tanti concerti sono chiusi e tutto. Ehm, è importante il lavoro di sartoria per la riproduzione di costume antico. En la España el costume antico è perfettamente conservato perché l'uso di questo abito fino secolo XIX, primo secolo XX, è possibile allora trovare tante costume, tanti abiti. Per noi come la Sardegna penso che l'uso del costume è una utilizzazione un po' diversa, perché allora è come una differenziazione un po' illogica di, di le paesi, all'epoca non era così. Allora è come una pazzia di tutte le persone con le costume, e questo è il costume di Italia, questo è il costume di Pisa, questo è il costume di Monserrato, questo è il costume di Buono. È una utilizzazione, sì, sì, penso che è una utilizzazione un po' diversa all'epoca antica, no? La Spagna non è Assolutamente, così. Non assolutamente. è così Anche perché qui quando... comunque chi fa ricerca, Scusa, chi studia e ripropone quello che era l'uso dell'abito in diversi periodi storici, noi lo chiamiamo abito tradizionale, ma si può riferire a tanti periodi storici. Penso che il discorso torna a quello che dice Alfonso, cioè non esiste una classificazione così rigida. Sì, sì. Esatto. all'epoca antica non è così. Alfonso, il nostro tempo è finito, però siccome questa è l'ultima parte di questa puntata, devo a Jonathan Torroso, grazie a voi sono legato da Penisola Iberica, da Sì. cultura, da musica, esiste un viaggio interessante, no? Io sono Lungo e allegato a queste interessante. cose. Per chiudere, Alfonso, so che tu hai lì un flauto, È il pito di La Castiglia. ti chiedo solo di dirci che cosa eseguirai e lasciamo a te i saluti col flauto. Devo suonare la contradanza, il ballo del santo, del simulacro. Va bene, allora con questo noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti abbracciamo forte, sperando di vederti presto di nuovo qui per le vie di Cagliari. E noi sì, salutausu, Sì. scurtausu. Salutausu Alfonso, grazie mille Alfonso, un abbraccio forte e ti ascoltiamo. Grazie a voi e il mio cuore è sempre nella Sardegna e spero arrivare pronto quando tutte queste... Ti La avremo qui contradanza. presto. Grazie.